Benvenuti amici del calcio a 8, alla Longarina si gioca Mr. Jeff contro Alitalia Calcio. Porta palla Caruso per il Mr. Jeff, palla lunga Liberti, dentro per Zanni, Zanni prova il pallonetto, grande intervento del portiere, ancora Liberti, rete, 1-0 subito, Mr. Jeff in vantaggio. Nulla ha potuto l'incolpevole Babiloni, 1-0 per Mr. Jeff. Pressione, Maraxina ruba palla, scambio con Davello, 1-2 con Maraxina, grande uscita del portiere. Ne palla Calvo, il numero 3, ce l'ha sul sinistro, palla dentro, arriva di petto Ciammetti, Mauro. Ricciardelli la controlla, si gira, Ricciardelli va col destro a giro, Mauro, la vede all'ultimo. Ne palla Ricciardelli, salta l'uomo, Ricciardelli avanza con il destro, miracolo di Mauro, calcio d'angolo. Del Mr. Jeff, Zanni spunto, se ne va sulla destra, Zanni palla dentro, mano di Novelli, calcio di rigore. Va Francucci con il destro contro Babiloni, parte Francucci, rete, 2-0, palla da una parte, portiere dall'altra. Ne palla Novelli, forse gamba tesa di Calega, protesta Novelli, ma può partire così Zanni a tu per tu con il portiere, appoggio per Calega, porta vuota, è un gioco da ragazzi, siglare il 3-0 per Mr. Jeff, forse punizione troppo severa per gli uomini in maglia verde. Liberti sulla destra, prova lo spunto, palla dentro, finta di Calega, arriva Zanni con il destro all'angolino. 4-0, adesso è tutto facile per Mr. Jeff. La palla Porrari, ancora Porrari, si appoggia su Andrea Uccioli, la tocca dentro, Di Innocenzo la tiene, si addormenta sull'arrivo di Calvo dietro per Ciammetti la appoggia per Fini pallonetto, Mariani cerca di toglierla dalla rete ma nulla può, ed è il gol del 4-1. Cerca di riaprire la speranza ora all'Italia, ma è molto dura. Calcio d'angolo per l'Italia, palla dentro, Fini, deviazione, rete, 4-2. C'è ancora un po' di speranza per l'Italia. Fini realizza così la sua doppietta personale. Ci prova ancora l'Italia, ma non c'è più tempo. Finisce qua. Mr. Jeff vince 4-2, una vittoria importante, ma l'Italia forse meritava qualcosa di più. Siamo ragazzi giovani, insomma ci stiamo allenando, siamo ancora un po' acerbi in questa categoria, insomma noi siamo passati dalla 2 alla quest'anno, quindi siamo un po' ancora tutti ragazzi ventenni, sai, siamo un po' ancora acerbi. Però ci stiamo allenando, stiamo cercando di migliorare partita dopo partita, speriamo insomma di risalire questa classifica. Stasera, prima cosa, faccio i complimenti agli avversari, all'Italia, una neopromossa che ha dimostrato che stanno cambiando tante cose in questa Serie A. Abbiamo provato a dare il massimo, ma come si dice, avere una squadra un po' più anziana, uso questo termine, nei confronti dei giovani che corrono di 20 anni, un po' soffri, e questo non l'abbiamo sofferto, però un po' di esperienza, un po' i singoli come appunto Marazzina, che con noi comunque da quando sta venendo sta facendo comunque grandi cose, possiamo dire anche la nostra nome quest'anno.